positività io vorrei rappresentarla con il progetto che in qualche modo mi impegna alacremente da mesi, da anni, e spero in tempi brevi anche impegni molte altre persone, perché è un progetto alternativo. Finalmente lo si comincia a capire, anche se non è facile spiegarlo e comunicarlo, ma sicuramente l'Italia da sola non è in grado di attuare alcuna forma di cambiamento, non è in grado di mettersi sul binario giusto. Quindi è bene parlare in termini molto onesti, molto seri, chiamando le cose col loro nome. Per esempio, questi suicidi non sono suicidi dettati da un cedimento della personalità, da un cedimento psicologico, ma sono dei suicidi chiaramente conseguenti a una irresponsabilità politica nell'affrontare l'emergenza che ci riguarda tutti. Poi c'è chi è più attrezzato per farvi fronte e in qualche modo riesce a rimediare, e c'è chi invece soccombe. E in Veneto in particolare abbiamo una media, abbiamo avuto nell'ultimo anno una media di un morto alla settimana a causa, diciamo, di una situazione di oppressione istituzionale, fiscale, soprattutto fiscale, perché è là il punto, adesso anche finanziaria ed economica, perché con le restrizioni bancarie avremo, oltre alla morte purtroppo nel Veneto di molte aziende, avremo anche ai noi probabilmente qualche scelta disperata come quella che si rifà alla notizia con la quale lei ha introdotto. Io mi auguro di no, ovviamente, io sono ispirato da una visione positiva normalmente, però non sono sciocco, non sono sprovveduto, vivo anche professionalmente, perché sono vicino ai problemi della gente, una realtà che è drammatica, disperata, che non è quella che io sento dai telegiornali, che ormai c'è una comunicazione ufficiale che una volta pensavo fosse esagerato dire venduta, invece è peggio che venduta, è collusa con una scelta politica di potere che non ha più il coraggio di guardare in faccia la realtà. Questi in gran parte, adesso non voglio, non ho gli strumenti per esprimermi sulle circostanze dei casi specifici, ma in gran parte molti dei suicidi che sono avvenuti e che stanno avvenendo sono suicidi politici, suicidi di Stato. Bisogna dare il giusto nome alle cose, il drammatico nome alle cose, perché quando la gente viene messa di fronte a una situazione per la quale non ha gli strumenti per sollevarsi, viene privata della ricchezza del suo lavoro, di quella che è l'impegno del suo lavoro, e viene messa nelle condizioni di non poter continuare, o scappa all'estero, o fallisce, o diventa evasore, dice qualcuno, ma prima di evadere uno o si suicida o diventa evasore. È chiaro che se una persona sceglie di suicidarsi, vuol dire che non ha avuto nemmeno il coraggio e la forza di diventare un evasore. Quindi quando sento il Presidente della Repubblica a fine anno che mi dice che il problema oggi è l'evasione fiscale, io mi chiedo, ma sto signore dove vive? Dove vive? Vada nelle aziende, vada nelle zone industriali, artigianali e commerciali del Veneto, ma anche probabilmente in altre parti d'Italia, e vedrà qual è la realtà. Si prenda le sue responsabilità. Altro che parlare di evasione fiscale. Uno prima di suicidarsi farebbe l'evasione fiscale. Non si riesce neanche più ad essere evasori fiscali probabilmente per queste persone, perché ormai non c'è più alcun modo per ritornare in bonis e per ritornare in una situazione di normalità. E mi fermo qua.